Seconda corsa dal Arcoveggio, un confronto per cavalli di 4 anni, un vincitore di 5.000 euro in carriera. All'1 Frozen Alan, 2 Forza e Onore GPD, 3 Freeloader CIS, 4 Futurity EK, 6 Follow Me, 7 Fenomenale Key, 8 Floyd, 9 Fiston BG, 10 Fabian Mail, 11 Fairplay Fox, 12 Friulano Jet. Sono partiti i problemi per Frozen Alan, che sbaglia, va al comando Futurity EK, si installa subito davanti nei confronti di Follow Me, che prova a sistemarsi in seconda posizione allo steccato, ci riesce davanti a Freeloader CIS. La quarta posizione è per Forza e Onore GPD, mentre all'esterno rimane Fabian Mail dalla seconda fila. 15,6 per i primi 200 di corsa da parte del leader Futurity EK, che ha preso la testa senza spesa e ora passa numero ai primi 1 400 Frozen metri Alan squalificato. di tutto comodo. Seconda posizione per Follow Me, la terza per Freeloader CIS. Fabian Mail allo scoperto, si porta in scia Fiston MBG, terza pariglia per Floyd, che sembra volersi scoprire. Dopo 600 in 47,8 la mossa da parte di Floyd, che prova ad andare accanto al battistrada Futurity EK. Insiste in terza corsia Floyd, che aggira Fabian Mail, il quale è felice di avere un punto di riferimento, e dopo 800 metri in 1.3.2 Floyd arriva a lato di Futurity EK. Si viaggia comunque piano sul piede dell'1.19, Futurity EK in controllo, al suo esterno Floyd, in corda Follow Me. La terza posizione allo steccato per Freeloader CIS, mentre muove dalle retrovie Fenomenale Key, che ha subito la rottura di Frozen Allen in partenza e ora deve agire per vie esterne. 1.18,8 il primo chilometro, Futurity EK al comando di fuori Floyd, terza corsia per Fenomenale Key, che prova la risalita in progressione. 15,3 davanti alle tribune, 1.34,1 per i primi 1200 metri di corsa, con Futurity EK in vantaggio. Floyd al suo esterno, in terza ruota Fenomenale Key, sbaglia Fabian Mail, Fenomenale numero che così può andare in 10 seconda pariglia in scia Fabian a Floyd Mail, e tirare un po' il squalificato. fiato. 15,7 per la curva di destra, Futurity EK sempre in vantaggio, privato ora dei tappi estraibili. Floyd sul passo all'esterno, Follow Me che sbaglia da seconda in corda, poi Fenomenale Key, la retta opposta alle tribune passata in 14,9, 2,4,7 il miglio di gara. Si è rimessa Follow Me che segue il battistrada, sbaglia Floyd. Fenomenale Key che prova ad avvicinarsi, la mossa esterna numero da parte di 8 Follow Me, Floyd squalificato, numero 9 all'ingresso della dirittura d'arrivo. In vantaggio Futurity EK, Follow Me che prova ad andare all'attacco, insiste Follow Me all'attacco di Futurity EK e tende a passare. Follow Me che nel finale passa e vince nei confronti di Futurity EK, che è secondo. Al terzo posto finisce Freeloader CIS, 29,7 ad arrivare, 1,17,2 il ragguaglio cronometrico. La vittoria di Follow Me. Carmine Piscuoglio per il training di Marco Azzaroni, colore di Simona Manzi, ragguaglio di 1,17,2 sul doppio chilometro per Follow Me. Un brivido lungo la schiena di chi l'aveva appoggiato, perché ha sbagliato sulla retta opposta alle tribune, si è rimesso e ha vinto facile. C'è il giallo della giuria probabilmente per verificare ciò. Successo di Follow Me e Carmine Piscuoglio sul palo, al secondo Futurity EK, al terzo Freeloader CIS.